Gentili telespettatori, gentili signore e signori, buonasera, benvenuti al nostro consueto approfondimento Pianeta Oggi Report, a questa prima parte di una lunga serie di interviste. Si parla purtroppo in nord-est d'Italia di realizzare enormi cementificazioni in zone abbastanza delicate, nell'Interveneziano, dove siamo addirittura in alcuni punti sotto il livello del mare. Dunque a Mestre si sono riuniti tutti i comitati, le associazioni per dire no alle cementificazioni. Presente c'era anche una delegazione di Alternativa al movimento di Giulietto Chiesa e anche Antimafia 2000. C'eravamo anche noi come Pianeta Oggi Report, andiamo a vedere cosa è successo. Possono partire dunque tutti i nostri servizi, immagini, interventi e interviste. Vediamo insieme, noi ci vediamo al termine. In quanto ho visto un po' di cose che non avrei fatto certamente così, che non migliorano la qualità della vita. Muoversi con la bicicletta, andate a vedere gli spazi di queste città europee, sono spazi indifferenziati. A questo punto è che ci sia una continuità funzionale e produttiva, commerciale, dinamica, che sia una volta per tutte. Che è il patto che porto all'adozione, all'attenzione di tutti, perché dopo l'adozione è aperto a tutti, anche le diverse valutazioni, in maniera che la gente possa dire questo mi dà questo valore. Abbiamo questa chiarezza, la gente non ci capisce, non dobbiamo parlare in politichese, dobbiamo dire le cose che sono chiare, nette e comprensibili da parte della gente. Io credo che siamo tutti consapevoli che tutti gli interventi che sono stati fatti qui questa mattina sono tutti interventi di dimostrazione che questo PAT è un insulto, è la privazione di qualsiasi futuro vitale per la realtà dell'area metropolitana, non per Venezia Centro Storico o Mestre, ma per l'area vasta metropolitana. E io mi sono preso l'incarico di fare solamente un intervento sulle questioni energetiche. Sono estremamente favorito in questo dal bellissimo intervento di Mara, che prima diceva con grande efficacia, secondo me, pensate che cosa vuole dire i grandi fabbricati rispetto alle piccole case dell'intorno. È una privazione di luce. Io dico una cosa in più rispetto a quello che ha detto lei, è la privazione a quelle case della possibilità di dotarsi dei pannelli solari per poter avere energia a costo zero, ad esempio. È privazione per una grande parte del tessuto cittadino di potersi riconvertire per applicare le nuove tecnologie di risparmio energetico che giovano alle famiglie e che giovano al bilancio energetico della nazione. Perché noi siamo un paese che continua ad essere indebitato fino al collo perché continuiamo a comprare sempre i soliti carburanti che tutti hanno ormai definito e tutti hanno ormai capito sono mortiferi, i carburanti a base di carbonio e di uranio, mentre altri paesi che sono enormemente più ricchi di noi, cioè enormemente meno ricchi di noi, di sole, delle maree, delle acque, dei moti ondosi e delle maree, che gli altri utilizzano, e del geotermico, perché siamo un paese ricchissimo di geotermia con diverse caratteristiche nelle diverse realtà del territorio, ma noi siamo una miniera di energie rinnovabili. I paesi della comunità europea che sono molto più indietro rispetto a noi, che hanno molte meno possibilità e disponibilità di queste risorse, loro sono andati avanti e noi siamo completamente fermi. E qual è la presenza, qual è lo spessore, qual è la trattazione del problema energia nel bilancio, cioè nel PAT del Comune di Venezia? Questo tema è completamente assente ed è violentato. Quando Maria Rosa Vittadini all'inizio dice voglio ricostruire la qualità della vita, ma se tu tutti i finanziamenti, enormi finanziamenti, li spendi per le nuove città, per le nuove grandi opere, quanti capitali restano per poter fare quello che dice Maria Rosa Vittadini? Io sono convintissimo che noi tutti ricorderemo questa data, al di là dei fatti tragici che sono successi in questi giorni, anche ieri con la questione della nave che è andata a picco. No, sì, comunque in gravissima situazione
per il presente e per il futuro. Ma noi ricorderemo questa data perché noi in questa sala oggi ci siamo resi conto che c'è un'omogeneità straordinaria di valutazione politica, di valutazione della situazione in atto e delle possibilità di cambiare in meglio per realizzare quella svolta che è assolutamente necessaria e portare il Paese fuori dalla crisi. Perché gli interventi che si sono succeduti, tutti hanno illustrato per diversi spezzoni che questi signori che stanno facendo il patto a Venezia stanno riproponendo moltiplicato per 1000 le stesse dinamiche che hanno prodotto la crisi in atto. Loro pretendono di uscire dalla crisi moltiplicando le cementificazioni, le strade, le opzioni sbagliate a favore della vecchia energia senza voler incentivare le nuove energie. Questi signori non hanno ancora capito che il popolo italiano ha sotterrato il nucleare e continuano a pensare, a progettare e a voler realizzare delle opere che per il costo di realizzazione, quando tu realizzi una grande strada, quando tu realizzi un grande tunnel, quando tu realizzi grandissimi cementi, quanta energia devi spendere ai costi dell'energia attuale per fare tutti quei lavori? E quando hai fatto quelle nuove strutture, quanta energia serve per mantenere in piedi funzionante per il raffrescamento, per il riscaldamento, per il condizionamento d'aria e quindi la deumidificazione dell'aria dei nuovi fabbricati? Quanta energia nuova serve per sostenere le nuove città? Mentre abbiamo raggiunto il picco del petrolio, mentre la domanda a livello internazionale sta crescendo enormemente e le risorse diminuiscono e tutti all'unanimità dicono che questi carburanti sono quelli che producono le variazioni climatiche con degli effetti devastanti sui livelli dei mari. Qui c'è, io chiamo folli. Ecco, allora le chiedo semplicemente che idea si è fatto di questa area veneziana? Alla luce di tutte queste cementificazioni, sembra che il verde sia preso di assalto. Sì, il problema di fondo è proprio questo, è che questa città ha delle potenzialità splendide in termini di vivibilità e ha anche dei problemi. Allora, il problema di cui stiamo discutendo è se il piano regolatore valorizza le qualità del territorio che ci sono già e riqualifica le aree degradate, dalle periferie alle situazioni da rigenerare perché hanno chiuso, perché sono obsolete, o se invece ci si mette a fare un piano regolatore in altre aree, in mezzo alla campagna, per speculare sui terreni, cioè per fare soldi. Allora noi certo che costruiamo e che i costruttori guadagnano, ci mancherebbe, ma facciamo le cose per far vivere meglio la città o per fabbricare soldi? Questa è la domanda di fondo. Quindi, prima di tutto riqualificando i problemi e per far vivere la gente nelle periferie, per poter far muovere le persone che in 90.000 al giorno vanno a Venezia a lavorare, o fabbrichiamo metri cubi di cemento in mezzo alla campagna nella quale portiamo ferrovia, tram, sublagunare e metropolitana regionale per valorizzare i terreni agricoli su cui costruire per attirare investitori. È un'ottica che non ha nulla a che fare con la qualità del territorio e degli abitanti e della vita e dell'ambiente. E poi ricordiamo la zona di Tessera, Canoghera, all'aeroporto è anche più bassa del livello del mare. L'area di Tessera si dà il caso che sia l'area a maggior rischio idraulico di tutta la terraferma, è a 1,75 m sotto il livello del mare e quindi è un incavo in cui tutta l'acqua converge quando piove. Ecco, ma secondo lei, mi viene da pensare una domanda che emerge quasi automaticamente, Veneto City, parte di Tessera, eccetera, perché sono previste anche altre cementificazioni, cioè, visto che siamo in piena crisi e non ci sono i soldi, tutti questi soldi da dove vengono? Secondo allora, ci sono due risposte da dare su questo ragionamento. Primo, a parte l'invenduto, ci sono 3.000 appartamenti invenduti, 3.500 e 3.000 uffici invenduti. Uno si dice, ma perché allora? Per due motivi. Primo, perché situazioni di modifica dei terreni valorizzano i terreni anche senza fare nulla. Un terreno agricolo
una volta dichiarato edificabile vale 15 o 20 volte di più. Quindi questa è pura speculazione, si chiama rendita fondiaria, speculazione finanziaria, in cui senza fare nulla ci si arricchisce. E questo è il motivo per mettere grandi aree edificabili anche quando non c'è domanda, quando non c'è bisogno e proprio in mezzo alla campagna. La seconda domanda è un po' più pericolosa. Non posso dire fino in fondo quello che penso, perché vorrei evitare querele, però tenete conto che ci sono finanziamenti che hanno bisogno di essere impegnati, cioè questi grandi capitali di cui si è risposto pubblicamente che non si vuole rendere conto da dove vengono, questi capitali che verrebbero dalla Russia, sembra che abbiano comunque il problema di essere impegnati. Quindi non stanno in una logica di confronto, di concorrenza, di mercato o quant'altro, ma sono una operazione tutta finanziaria, per non dire altre parole, che piomba per fare una grande operazione che prima di tutto permette di impegnare molti soldi, che non hanno nulla a che fare con la domanda reale del territorio. Ecco, infine cosa possiamo dire allora ai cittadini? Come devono difendersi? Chiedendo a gran voce e nelle forme che possono, singole o collettive, di cambiare le scelte del nuovo piano di Venezia finché siamo ancora in tempo, perché siamo in tempo. Vi ringrazio del lavoro che fate e di tutto quello che riuscite a portare avanti. Mi pare però che in questo momento ci siano parecchie convergenze da mettere insieme. La prima è quella dei vari comitati che sul territorio lavorano con molta competenza ma non hanno bacino di ascolto, perché la gente ormai è fiaccata, veramente fiaccata e molte volte anche contraddittoria nelle cose che avvengono. Viviamo un po' le conseguenze di questo sistema che sta un po' alla volta sgretolandosi. La seconda cosa quindi la prima i comitati che riescono anche a trovarsi insieme nel pratico. La seconda, io credo che l'informazione rimanga fondamentale proprio perché ormai le competenze e le ragioni ci sono tutte, manca la diffusione di queste cose, quindi mettere in funzione anche tutti i mezzi che anche piccoli ma li mettiamo in funzione che abbiamo. E la terza, a me pare che ci siano oggi delle convergenze e delle sensibilità nuove a vari livelli. Penso che il referendum ci abbia dato conto di sensibilità che non sono soltanto quelle specifiche dei singoli comitati. Il tentativo sarebbe anche questo di collegare comitati, informazione e altri soggetti che ci sono insomma in questo momento. E lo sforzo che dovremmo fare è questo. L'altra cosa è, dico, attento a non diventare troppo diafano, perché il digiuno è una grande potenza, perché sei sempre più bisognoso e quindi porta tanta solidarietà, ma insomma cura anche la tua persona, lo faccio disinteressatamente. E auguri a tutti. A suo tempo Michele Boato è venuto a darmi solidarietà per un digiuno contro la costruzione di quella realtà drammatica del Dalmolin a Vicenza. Mi pare che siamo dentro un mondo nel quale non si vuole ammettere che il tempo è cambiato e allora si crede di recuperare il vecchio col vecchio sistema, non è più possibile. E allora penso che questi comitati che stanno tentando di riappropriarsi dei territori lo facciano in vista di un futuro più umano, dove si respira meglio, dove c'è posto per tutti e dove non è possibile andare avanti senza continuare a distruggere per fare soltanto società di consumi. Questa è la filosofia centrale. Dentro a questo si va nel merito dei progetti, di città fittizie, di bisogni dotti che non sono reali e del far girare soldi a tutto spiano, perché è solo così che si pensa di trovare occupazione, ma non è così, perché poi le infiltrazioni, fino a questo momento abbiamo visto che la criminalità ha infiltrazioni in tutta Italia oggi. Allora per questo dobbiamo aiutarci un po'
a valorizzare l'esistente, a rimettere a servizio tutto quello che ancora non è in servizio, come tutti gli appartamenti vuoti, mettere i capannoni vuoti e restaurare quello che c'è di bello sul territorio, che ha bisogno di avere piante, di produrre e che ha bisogno di dar da mangiare, non di essere consumato e distrutto e di essere riempito di detriti. Ritorniamo in studio, voglio terminare qui il nostro approfondimento di oggi, la prima parte. Vi ricordo che il secondo blocco di interviste ve lo proporremo la prossima settimana. Grazie per averci seguito, buonasera.